quanti veramente di cuore e vi ringrazio di essere qua, perché sapete che la presenza degli amici è un fuoco che scalda il cuore e io ho proprio bisogno che il cuore mi venga scaldato. Grazie. Allora, chiudo questa serie di 4 chiacchierate. Siamo partiti dal Sale, vi ricordate? Poi siamo passati attraverso la laguna, lo Stato veneziano, i mercanti di Venezia e adesso parliamo del Cinquecento a Venezia. È il secolo più splendido, basta dire che è il secolo di Tiziano, che è il secolo di Canova, ma dentro questo splendore, dietro questo splendore si celano i primi sintomi di una crisi che ad un certo punto diventerà irreversibile. Allora, per il momento abbandoniamo questo bellissimo quadro del Tintoretto e ci inoltriamo nella nostra chiacchierata di stasera. Quando le ho rotte, basta, è sufficiente che mi facciate il segno delle forbici e se taia. Vedrete cosa che succede. Allora, facciamo una breve sintesi sulla composizione dello Stato veneziano e qua vi do una dimostrazione che conosco l'insiemistica, perché vedete che ho fatto un insieme per indicare lo Stato veneziano, ma ho messo dentro 3 numeri, perché lo Stato veneziano era un insieme sì, ma era formato da 3 parti ben distinte, 1, 2 e 3. La prima parte era il dogano, la seconda parte era lo Stato da mare, la terza parte era lo Stato da terra, con una R soltanto, ecco, l'ho scritto apposta, non è che ho scritto con una R soltanto, perché sono un VIP, un vecchio in pensione, come dice qualcuno qua, in prima fila. L'ho scritto con una R soltanto perché i veneziani lo scrivevano così. Sapete che in veneziano le doppie vanno e vengono, sono un optional, vanno e vengono a seconda delle ombre che si avveresti. Allora, andiamo con l'ordine. Il dogano è la parte più antica ed era costituito dalle lagune e dalla città sulla quale nel 1697 era stato messo il potere del primo doge. La seconda parte l'abbiamo già incontrata, è lo Stato da mare che i veneziani avevano conquistato con la quarta crociata nel 1204 ed era l'impero coloniale veneziano che serviva da base di appoggio verso Oriente alle sue navi e alle sue mude. La terza parte non l'abbiamo ancora vista, è appunto lo Stato da terra, costituito dal Friuli, dal Veneto e da gran parte della Lombardia. E non era piccolo, perché andava dal cuore della Slovenia fino al lago di Como. Vi ricordate i Promessi Sposi? Quando Renzo è minacciato di morte in quel di Milano, pensa bene di scappare. E dove scappa? Nelle terre della Serenissima, perché ha sentito dire che basta fare una lunga camminata e attraversare l'Adda e si è là, e là si può trovare salvezza, si può trovare lavoro, e quando passa l'Adda griderà nella barca viva San Marco e si gira verso il Ducato di Milano dicendo stai là, maledetto paese, ma poi si ricorda che là c'è niente, che là c'è Lucia e viene preso da quello che noi chiamiamo il mago. Eppure era la terra della libertà Venezia e del lavoro. Allora, lo Stato da terra viene conquistato tra il 1300 e il 1400 con gli eserciti mercenari e i capitani di Ventura, perché i veneziani non potevano comandare gli eserciti di terra, al massimo drappelli di 20 uomini, comandavano la flotta, ma non gli eserciti di terra, per impedire una concentrazione eccessiva nelle mani di uno stesso uomo di potere, una concentrazione di potere. Questi capitani di Ventura erano ricchissimi, pensate alle Gattamelata con il monumento davanti al santo del Padova, però io qua vi mostro il mio preferito, credo sia uno dei monumenti equestri più belli di
tutti i tempi, che è il famoso monumento equestre a Bartolomeo Colleoni. È il primo, è del Verrocchio, il maestro di Leonardo da Vinci, è il primo monumento dopo l'antichità classica in cui lo scultore riesce a far stare il cavallo, guardate che sono 4 metri di altezza tra cavallo e cavaliere, pensate che peso, in equilibrio su 3 zampe soltanto, in modo tale da dare l'impressione che il cavallo stia avanzando solenne in mezzo al campo di battaglia, mentre il nostro capitano si erge in tutta la sua possanza per dare uno sguardo, decidere e impartire i suoi ordini. Io ho detto Bartolomeo Colleoni perché a scuola i miei insegnanti così, ma guardate nei documenti d'archivio l'uno se firmé a Bartolomeo Colleoni, ripetenti io sa, ma se firmé a Bartolomeo Coglioni, perché lui diceva di averne 3 e li ha messi un superuomo, avete capito, e li ha messi anche sul suo scudo. Eccoli qua i 3 testicoli, qua ci sono medici in sala, io un po' stilizzati, ma insomma secondo lui i 3 testicoli, e si chiamava e si firmava sempre Bartolomeo Coglioni. Era ricchissimo e questo monumento sorge davanti alla scuola grande di San Marco, uno degli angoli più belli di Venezia. Adesso, dai tempi di Napoleone, è diventato l'ingresso all'ospedale di Venezia, ma è la scuola grande di San Marco, una delle facciate più belle del Rinascimento italiano. Come mai il monumento al signor Bartolomeo, chiamiamolo così, Colleoni, è qua? Perché lui nel testamento, ricchissimo, aveva lasciato erede di una parte della sua fortuna il Senato Veneto, cioè Venezia, ma con una clausola che gli ereggessero un monumento davanti a San Marco. Voi avete visto monumenti in piazza San Marco? No, non ce ne sono, perché i veneziani pensavano che nessuno fosse degno di avere un monumento davanti alla loro San Marco, però gli Schei, la somma la fe a voi, allora il Senato Veneto la studia bene il testamento. Cosa dice lo Gio in piazza San Marco? Ma no, e scrive davanti a San Marco, e questa Mosè a San Marco, e allora gli hanno eretto qua il monumento e si sono presi gli Schei, detto tra noi, lo hanno fatto coglione. Guarda. Allora, lo Stato da terra, il simbolo di questo insieme è il famoso leone di San Marco. Qua ve lo mostro dipinto nel Carpaccio, il telero è in Palazzo Ducale, ma è stato in mostra anche a Conegliano con la mostra del Carpaccio, mostra miserella, è molto miserella. Allora, il leone alato è il simbolo di San Marco, protettore di Venezia, e sullo sfondo vediamo la laguna e il dogano, la parte più antica. Le zampe posteriori del leone sono nell'acqua per dimostrare che Venezia domina lo stato da mare. Le zampe anteriori sono sulla terraferma per dimostrare che il leone domina lo stato da terra. 1, 2, 3 insieme sono lo stato veneziano. Allora, com'era la capitale, la città di Venezia? Sapete che noi saremo in grado di dire casa per casa com'era la città di Venezia nell'anno 1500, grazie a un grandissimo capolavoro creato da Jacopo de Barbari, il quale con 3 anni e usando tavoli di pero ha inciso tutta la città pesce, perché Venezia ha proprio la forma di un pesce, ecco la testa ed ecco la coda, e noi possiamo, e ha descritto, è enorme, le tavole sono conservate nel Museo Correr di Venezia, e ha descritto casa per casa, edificio per edificio, tutta la città di Venezia. Questa città pesce, questa città mercato, aveva 3 cuori. Il cuore politico era San Marco, e io vi mostro la basilica, perché la basilica non era la chiesa del patriarca, ma era la chiesa del doge, e formava un tutt'uno con Palazzo Ducale. E il doge
bigolin e in camicia, no, non aveva bisogno se voleva. San Marco, la basilica, è la cappella privata del doge, la chiesa dello Stato, e se voi andate là a Venezia, osservatela, è un tutt'uno con il palazzo. Il palazzo poi, ecco perché era il cuore politico, era la sede solo delle dimore del doge, ma anche delle assemblee formate tutte da aristocratici, perché dalla serrata, ne abbiamo parlato, 1297, il governo di Venezia era formato solo da aristocratici. Ma ecco il meraviglioso equilibrio: tutta la parte amministrativa ed esecutiva era affidata a non nobili, per cui il cancelliere della Repubblica non era un nobile, ma era un cittadino originario, e Venezia cercava sempre l'equilibrio, per cui era la città della concordia, unica in tutta Europa, e della pace. Poi aveva un cuore industriale, l'Arsenale, l'unico luogo, la più grande fabbrica del passato che si è giunta sino a noi, una cosa incredibile. L'unico luogo di Venezia, che è la città desmurata, senza mura, perché le sue mura erano l'acqua, che invece l'unico luogo che abbia le mura e le torri per proteggere i segreti di lavorazione di queste meravigliose navi. Il terzo cuore era il cuore mercantile e finanziario, Rialto, con i suoi mercati. Qui vi mostro San Giacometo, con il grande orologio per regolare i tempi degli affari, i portici per poter vendere e comprare qua piova col caldo di ogni tempo, e tutti gli uffici che sovrintendevano alla correttezza delle contrattazioni. Venezia, all'aprirsi del Cinquecento, è più ricca che mai. È una città in cui Ischei corre a fiumi, anzi a lagune di qua e di là. La laguna ha 190.000 abitanti. Per rendervi conto dell'enormità di questo dato, dopo vi mostrerò gli abitanti di Roma in quegli anni. I migliori prodotti, le eccellenze si trovavano a Venezia. Il miglior cotone era quello di Cipro, ma lo dovevate, che era il dominio veneziano, e il fustagno dovevate cercarli a Venezia. Volevate l'oro migliore, che era quello delle miniere africane, a Venezia si comprava, si vendeva e si acquistava. L'argento migliore era quello della Germania, sì, ma si doveva andare a Venezia però per comprarlo, e poi le banche, il vetro. Facciamo solo un esempio di queste eccellenze. Il mestiere più nuovo, che era quello del tipografo, perché la stampa era stata inventata a metà 400 da Gutenberg, è un po' paragonabile come adesso alla produzione degli smartphone, insomma una roba che tirea parecchio. Vi dico solo questi numeri: Parigi nel 500 ha 181 tipografie, Venezia ne ha 447 ed è la capitale indiscussa, e lo resterà per secoli, di questa arte nuova, l'arte della stampa, la città delle eccellenze. Non meravigliatevi se era piena dei Foresti, non so se fosse extracomunitario, ma insomma, perché si va dove c'è lavoro, si va dove ci sono occasioni. Qua vi mostro il Fonteo dei tedeschi prima del restauro, adesso è stato restaurato dall'archista Colas, ma io lo chiamo Culas, e dico che le uniche cose che fa, no, è un buon restauro, ma io dico che le cose più belle che ha fatto è la terrazza sul tetto meravigliosa e i cessi al primo piano. Sono veramente la chicca. Non stai andando a dirglielo, no, ecco, non diteglielo. Allora, questa macchina per Faschei, che è Venezia, c'è una pausa ed è un'interruzione drammatica, è la guerra di Cambrai. È il Papa Giulio II della Rovere, quello della Cappella
Sistina a quello di Michelangelo, che suscita un'alleanza di tutte le potenze europee contro Venezia, e Venezia si trova il mondo dell'Europa contro. È una guerra disperata in cui Venezia rischia la fine. Qua vedete un quadro di Palma il Giovane, è conservato nel museo, è in Palazzo Ducale, nella sala del Senato, dove vedete il doge Leonardo Loredan che aizza la città di Venezia incoronata con il suo leone contro l'Europa. L'Europa è rappresentata da un toro e sullo scudo vedete ci sono gli stemmi di tutti gli stati coalizzati contro la nostra Venezia. La cosa più terribile di questa guerra è che l'imperatore Massimiliano d'Asburgo, quel qua spesso è che pareva un lavoro, scende in Veneto con le sue soldataglie, e per noi è una tragedia terribile la calata dell'imperatore Massimiliano, novello, barbaro. Alla fine però Venezia riesce a sbaragliare i suoi nemici su strade nuove con i suoi ambasciatori. Guardate che Venezia ha inventato la diplomazia, che convincono il Papa che la vera minaccia non è Venezia, i veneziani sevoni, la vera minaccia è i francesi che stanno conquistando tutta l'Italia, e quindi il Papa esce dall'alleanza. Alla fine Venezia riesce a isolare Massimiliano e poi a Sondeschei compra la pace anche dall'imperatore Massimiliano. Nel corso del Cinquecento, lo sapete bene, tutta l'Italia finisce sotto gli stranieri, direttamente o indirettamente gli staterelli italiani finiscono sotto il dominio straniero. Quale sarà l'unico Stato che mantiene una totale libertà? La nostra Venezia. Noi dovremmo essere orgogliosi di Venezia soltanto per questo motivo. L'unico Stato che gli stranieri in quegli anni non sono riusciti a sottomettere. La guerra di Cambrai termina nel 16 con la partenza dalle lagune di Marano delle ultime soldataglie tedesche, e Venezia cambia molto in quegli anni. Sì, perché nel 1516, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 500 anni, nasce il ghetto di Venezia. Come mai nasce? È perché è una conseguenza della guerra di Cambrai. Quando l'imperatore invade le nostre terre, gli ebrei, che non potevano stare a Venezia, ci andavano solo per gli affari, li siedevano a Mestre, a Treviso, scappano tutti a Venezia e i veneziani li accolgono, perché gli ebrei, gli abeischei, in Scarsene, vivono per tutta la città, ma adesso l'imperatore si è allontanato, che il pericolo non c'è più, ecco che comincia la superstizione. Chissà cosa che ne farà il Signore con tutti questi ebrei che vive liberi per la città. E allora ecco l'ordine a tutti gli ebrei di andare, si fa tutto in una notte, di andare a vivere in un unico luogo ben circoscritto, che si chiamava ghetto, perché c'erano le fonderie. Nasce il ghetto di Venezia, che poi diventerà una parola conosciuta in tutto il mondo, e la struttura della città cambia. Perché gli ebrei, faccio una brevissima parentesi, avevano i liquidi? È perché la legge impediva loro di comprare terre e case, per cui dovevano tenere i soldi liquidi. Ricordatevi che nei secoli scorsi i schei liquidi, il denaro liquido, qui abbiamo anche gente che lavora in banca, era un bene rarissimo, non c'era tanto denaro liquido, e nel caso di bisogno dove si andava a pescarlo? Nelle tasche degli ebrei, perché loro erano obbligati a tenere tutto liquido, non potendo comprare, come abbiamo detto, né case né terre. Usurai, ma mi piacerebbe raccontarvi dei tassi di interesse degli ebrei, perché se confrontati con certe cose delle banche del giorno d'oggi, forse bisognerebbe dare il titolo di usuraio a qualcun altro e non agli ebrei. Andiamo avanti.
Pensate che nel piccolo ghetto sono arrivati ad essere 4.000 e, non potendo allargarsi oltre gli spazi che il governo aveva consentito, hanno alzato le case, portandole fino a 8 piani d'altezza, e le case del ghetto sono le torri di Venezia. E dal ponte delle Guglie, e vedete bene queste robe che vengono su, sono le case del ghetto degli ebrei, il più antico del mondo. A Venezia si andava da ogni angolo del mondo, Ciabea, Siora, ricca, 1000 occasioni. Per tanti motivi si andava a Venezia, ci va Leonardo, ci va Aldo Manuzio che inventa i libri tascabili, ci va il più grande filosofo del Cinquecento, Erasmo da Rotterdam. Ci si va, ma com'è la Venezia che vedono? L'abbiamo vista in bianco e nero nelle tavole di Pero di Jacopo de Barberi. È la città del colore in realtà Venezia. All'inizio del Cinquecento è ancora dominata dal grande vecchio Giovanni Bellini. Lo sapete, ve l'ho già detto, è il mio preferito, e il dispiacer mio qual è? Vedete, è anche il preferito di Vittorio Scarpi. Lo dico per chi non avesse già sentito questa cosa. La pala di San Zaccaria, che è nella chiesa di San Zaccaria, che è subito alle spalle di San Marco, questo grandissimo capolavoro, pensate, Giovanni Bellini lo ha dipinto che aveva 75 anni. E il dealer mi diceva: è vecchio, ma è il più bravo di tutti. Propone lo schema tradizionale della pala con la Madonna al centro, i santi attorno, ma guardate questa figura di San Gerolamo, non ve la mostro da vicino, che è fatta ormai non più di disegno, ma è puro colore, una nuvola di bianco e di rosso, che ti fa dire: ma questo è Giorgione. E invece no, è il Giovanni Bellini, il vecchio Giovanni Bellini, capace di rinnovarsi continuamente, di sentire gli influssi della nuova gioventù che viene avanti e di restare sempre se stesso. Perché dici: ma questo è Giorgione. Poi lo guardi un attimo, no, questo è Giovanni Bellini, inconfondibile. Giorgione si fa strada. Ecco la piccola tavoletta che è alle gallerie dell'Accademia, la conoscete, è famosissima, è la Tempesta, è piccolina, starebbe bene nell'angolo del mio salotto. Anche il tuo l'ho vista io per primo, come quando si va chi che vede per primo sul su. Ecco. Allora, è il primo quadro in assoluto, lo sapete, che non mette le figure umane come protagoniste del mondo, vedete che sono piccole, ma è la natura, il paesaggio a diventare il protagonista della scena. Forse non ha neanche nessun significato questo dipinto, è una specie di capriccio, ma sapete che gli storici dell'arte hanno cercato di trovarci un significato, ne hanno trovato 1000 e di più di 1000. A me piace interpretarlo come Adamo ed Eva cacciati dal paradiso terrestre. Adamo è appoggiato al suo bastone di lavoro perché la maledizione è stata: ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte. Per Eva invece la maledizione è stata: partorirai con dolore, e la vediamo che allatta il suo bambino. In fondo è l'Eden, il paradiso terrestre dal quale sono stati cacciati, e il fulmine che si sta scaricando è la collera divina. Ma in particolare, che mi piace di più, lo dico sempre, è la cicogna che si incanta stupefatta sotto il lampo su questo tetto del paradiso ormai perduto per sempre. Però questo genio, Giorgione, muore presto, nel 1510 muore, e nel 1516 muore anche il grande vecchio Giovanni Bellini, e lasciano lo spazio a un Foresto, Venesola, Pieve e Ricadore, dai che sapete, Tiziano, che ha quindi la commissione per questa grande pala, la pala dei frari. La conoscete i frari, no? Una delle più belle chiese di Venezia, è alta come una casa di 2 piani, questa tavola, anzi più di una casa di 2 piani.
e rappresenta l'Assunta, 15 agosto. La Vergine esce dal sepolcro e vola verso il cielo, l'Assunzione, l'Assunta, in un turbinio di angeli verso il Padre Eterno, tra lo stupore degli Apostoli che la additano questo corpo che è uscito dal sepolcro e vola verso l'alto. Noi non ce ne rendiamo conto più, perché lo conosciamo questo quadro, è dentro di noi, ma guardate che questa era un'immagine rivoluzionaria e che ha suscitato grandissimo scandalo. Perché tutti erano abituati prima di questa tavola a vedere l'Assunta con le manine giunte, tutta ben petenata, tutta composta, che andava verso l'alto. Quando io sono ai frari la guardo, e sapete come la chiamo io? La matta despetenava. Ma non vedete? Sta matta, quei cotole e il mantello che voi a pararmi, no? E che la va su, veramente è una che la si è fatta sta qua. Gli apostoli devono sta fermi, se non ci fosse il triangolo dei rossi che blocca l'immagine, quello qua è il famoso triangolo, dite parte tutto il quadro, no? Rischia di lo spararsi come un missile verso le volte gotiche dei frari. Ha fatto scandalo, tanto è vero che si racconta che il priore dei frari, quando l'ha vista finita, l'ha rifiutata. Ha detto: ma signor Tiziano, questa è la pala che noi dovremmo mettere sul nostro altar maggiore, ma sta scherzando? Ma noi non la vogliamo assolutamente. Il mito racconta che fosse presente l'ambasciatore tedesco, il quale, sentendo che il priore dei frari rifiutava la pala del Tiziano, avrebbe detto: ah, voi non la volete? E allora la vogliamo noi per la signora Merkel. Lei è la barona dell'Europa, scusate, la vogliamo noi per la signora Merkel. No, non ha detto così, in realtà la vogliamo noi per l'imperatore. E allora il priore, sentendo questo, ha detto: no, non vedrai soddisfazione al cuco, e se vengono altri. Ed è allora sull'altar maggiore della Basilica dei Frari. Tiziano dominerà tutto il 500, perché morirà vecchissimo nel 1577. Venezia era tutta colorata. Questa è la Madonna dei Miracoli di Pietro Lombardo, con uno scrigno ricoperto di marmi colorati all'esterno e all'interno della chiesa delle Spose, lo sapete. E poi ecco Palazzo Loredan, che adesso è il Casino del Codussi, il mio architetto preferito, tra 400 e 500, che gioca con tutte le variazioni dei marmi gialli, azzurri, grigi, uno dei palazzi più belli d'Europa, meraviglioso. Anche gli interni erano completamente colorati. A Venezia tutto era colore, ma dura poco, la moda sta per cambiare, perché succede qualcosa a Roma. Cosa succede a Roma? Un evento drammatico. Il Papa Clemente VII dei Medici è in rotta di collisione, è in guerra con l'imperatore Carlo V d'Asburgo. E Carlo V d'Asburgo, per punirlo, manda un esercito di canichi luterani. Calano dalla Germania, seguiti dalle loro donne, eccole qua, arrivano a Roma nel 1527 e la mettono a ferro e a fuoco. Durerà un anno, è il famoso Sacco di Roma, che dimostra che la nostra bellissima Italia è debolissima e non sa difendersi contro gli invasori. E pensate, ecco qua, Roma aveva 50.000 abitanti, ci volevano 4 Rome per fare una Venezia. Dopo un anno di saccheggi è ridotta a 20.000 abitanti. Il Papa si salva scappando lungo il corridoio che Michelangelo ha costruito e chiudendosi in Castel Sant'Angelo, da dove vede Roma bruciare per 12 mesi.
tanti scappano via da Roma, e tra questi ci sono dei geni. Dove scappano? Nell'unica città libera, nell'unica città sicura che ci sia in Italia, ed è la nostra Venezia. E quindi ecco Sansovino, l'architetto fiorentino cresciuto a Roma, che arriva a Venezia, diventa l'architetto più importante e trasforma Venezia dalla città del colore alla città bianca. Questo è Palazzo Corner, adesso è la prefettura, è il suo primo capolavoro in laguna, che sia fiorentino lo vedete dal bugnato del piano d'acqua, vedete che qua è proprio fiorentino, ma poi si apre con tutte queste finestre come era tipico dei palazzi veneziani, ma creando un linguaggio nuovo, non più quello del colore, ma quello di questo biancore accecante che domina la città. Piazza San Marco diventa tutta bianca, anche la libreria di San Marco in piazzetta, la biblioteca è tutta bianca, e dopo di lui Palladio, innamorato dell'antichità classica, continuerà a riempire Venezia di monumenti bianchi. Qua vi mostro il Redentore, più bianca di così non si può, che è la chiesa, sapete, centro dei festeggiamenti del terzo sabato di luglio, quando si festeggia la fine della peste e i veneziani sparano i fuochi d'artificio Pivei del Veneto. Dopo viene qui di Sant'Augusta, Guardate che quella sera, ecco qua il ponte votivo, quella sera i veneziani in barca non mangiano le sarde in salone, mangiano quei, ma il piatto tipico la pasta e fagioli. Il vero veneziano che lo vede, perché il mangia la pasta e fagioli, dopo il Vallido e aspetta che il sole si alza e il canta, perché bene, diventa tutta bianca anche Piazza San Marco, ecco le procuratie nuove, e la città cambia aspetto, si fa bianco anche il ponte di Rialto. Venezia diventa nel cuore del Cinquecento la città tutta bianca. Scappano da Roma anche letterati e filosofi. Uno è Pietro Aretino, che qua vedete in un ritratto bellissimo che gli ha fatto il suo amico Tiziano. Guardate che colata di rossi in tutte le loro gradazioni. Questo è alla Galleria Pitti di Firenze. Aretino aveva una lingua che figuratevi che Vittorio Sgarbi va a nascondersi. Aveva una lingua tremenda, ma altro livello, altro livello rispetto al nostro attuale. Arriva a Venezia, che è già famoso, era l'autore dei sonetti lussuriosi. Io ho messo alcuni titoli, solo quelli che potevo mettere. Allora, questo voglio non un tesoro, il titolo. Il secondo che vi propongo, posami questa gamba sulla spalla, e poi il sonetto va avanti, piacerebbe leggerli, ma si trovano. Ove il vedrete voi, capite cosa deve mettere? Dite di grazia, questo è bellissimo, no? Della donzella che dice, ma spiegami che intenzioni hai. Quest'altro, l'ultimo che vi metto, questo è pure un bel bip lungo e grosso, eccetera, eccetera. E i sonetti lussuriosi erano stati accompagnati dalle incisioni. Qua vi mostro quelle che si possono vedere, non quelle che non si possono vedere. E però Pietro Aretino, oltre che fare anche da ambasciatore, se arrivava qualche ospite illustri a Venezia, facevano parlare lui, perché da bravo toscano, via come un violino, e poi era pronto di battuta. Lui sì veramente ti scoiava vivo, non era che dicesse ti scoiava ragionando quest'uomo. Ecco, la sua opera più famosa sono i ragionamenti. Se volete capire il Cinquecento dovete leggere i ragionamenti. I ragionamenti lo trovate anche sotto il titolo Le 6 giornate. Cosa sono? Ve lo dico
stato uno dei miei libri preferiti e lo è ancora. Di che cosa parla? Sono 3 donne che si uniscono sotto una ficaia, all'ombra di una ficaia, per ragionare su che cosa fare alla Pippa. La Pippa è una ragazza che diventa donna. Le strade per una donna erano 3: moglie, madre, monaca o puttana. Non c'erano altre strade per una donna. Ma dico, cosa facciamo fare alla Pippa che è diventata donna? Allora, nel primo giorno discutono sul pro e il contro della condizione della moglie madre e dicono ma insomma. Secondo giorno discutono sul pro e il contro della condizione monacale. Ma insomma. Il terzo giorno discutono sulla condizione del fare la puttana, che garantisce libertà. Dico, però ottimo, alla Pippa facciamo fare la puttana. Le altre 3 giornate sono dedicate dalla madre, che si chiama Antonia, a insegnare il mestiere alla Pippa, e gli insegna tra l'altro come vendere più volte la propria verginità. Tanto gli uomini e tutti buone. Non ve lo dico, come vanno a vendere 3, 4, 5, 10 volte. No, dovete leggere il libro, è bellissimo, dovete leggere il libro. Sì, vendevano più volte la loro verginità, che aveva un prezzo elevato, chiaramente, no? Ecco, tanto gli uomini e uomini. A Venezia non ci sono solo positivi, si andava a fare turismo di massa, e il turismo di massa era soprattutto pellegrinaggi. Qua vi mostro il ciborio di San Marco in verde antico con colonne di quarzo, che racchiude appunto il corpo di San Marco. Venezia è piena di corpi di santi, perché possedere le reliquie dava grande prestigio. Poi i medici funzioni a poco, perdonami, vedo uno in prima fila, e allora si andava a chiedere la grazia ai santi. C'era Marco, il protettore della città. Avevate problemi di occhi? Santa Eussia, chiaramente. E problemi di emicranie? Stefano, perché è stato lapidato, cioè arriva a Copan, Sassare, un po' mal di testa dove averlo dovrebbe. E poi Teodoro, Giovanni e Rocco contro la peste. Diversanti per tutti i gusti e per le necessità. E muoveva i pellegrinaggi, che era il turismo di massa di allora, con tutti gli schei che il turismo di massa porta con sé. Ma si andava a Venezia anche per divertirsi, i teatri, la musica, le regate, i casini e soprattutto, eccole qua, le famose cortigiane veneziane. Ce n'erano di 3, la prostituzione a Venezia era dilagante, ce n'erano a migliaia, si prostituivano anche gli uomini, venivano chiamati le mascare, e restiamo nel campo femminile. C'era la cortigiana onesta, che erano le escort, parlavano tutte le lingue, le cantea, le poesie, la cortigiana di lume, e giù l'ultimo gradino era la prostituta pubblica. Resta il ricordo di loro nel ponte delle Tete, alle carampane. Guardate che non è un complimento dirgli a una carampana, e dire che sia un avanzo dei casini, veramente, carampani, questa è la Morea, carampani, capito? Sì, cara la mia vecchia carampana, si calmo, Ponte delle Tende, lo sapete, perché esibivano il seno nudo, colorato, e se non bastava, per distinguersi dagli uomini soprattutto, dai travestiti, se non bastava si mettevano a gambe aperte perché non portavano biancheria. E poi una cosa che io dico sempre era che sputavano tra le gambe del potenziale cliente. Come mai sputavano tra le gambe? Per mostrare che la loro saliva era pulita, non aveva tracce di sangue, tracce ematiche, e quindi, esibendo il seno scoperto, le gambe aperte e una saliva pulita, dicevano al potenziale cliente: vieni tranquillo e sicuro con me, sono una vera donna e sono sana, perché le malattie chiaramente erano diffusissime, compreso la sifilide, che era il terrore del Cinquecento. Allora,
erano obbligate queste, le chiamiamo datilota, mi piace chiamarle datilota, a portare il fazzoletto giallo come i loro uffiani. Invece se saliamo la scala ecco che arriviamo alla cortigiana onesta. La più famosa è la Veronica Franco. Erano conosciute in tutta Europa queste cortigiane veneziane, perché erano bellissime, erano il meglio che si poteva trovare, erano una delle eccellenze del mercato veneziano. Anch'ella era una poetessa, ed ecco come si vestivano: tutte alte, tutte bionde, con questi corni che sono la pettinatura più alla moda a metà Cinquecento. E però i miei allievi ripetenti sanno che c'era il trucco, perché sotto in realtà portavano i famosi calcanini, che erano queste calzature alte fino a 50 centimetri, per sembrare slanciate. Allora io immagino la situazione del cliente che si innamora di questa stangona e che poi arrivato in camera, cioè lei si leva i calcagnetti e cioè diminuisce del mezzo metro in colpo solo. No, è un trauma, è un shock. Però le nostre cortigiane risalivano la china perché portavano sotto questa specie di mutandoni che erano un indumento maschile che la dottoressa Piovano mi ha spiegato erano considerate indosso di una donna molto erotiche, per cui pur essendo diminuite di mezzo metro tenevano alto il morale del cliente. Vedete che questa sera parlo bene, parlo bene questa sera. Allora c'è un catalogo di queste cortigiane che è ancora conservato a Venezia del 1565. Per esempio sappiamo che Veronica Franco, la più famosa, aveva come ruffiana sua madre, Chiesa Somare, che percepiva 5-6 scudi per un bacio, 50 scudi per un completo. Oh, guarda che non è la giacca è grande, no, lo dico sempre perché e persino i re andavano da lei. Enrico Danilo va apposta a Venezia con la Ianta Fontana, butta vino anziché acqua per festeggiarlo e passa una notte d'amore con lei, e i veneziani si è sbregata gli appagallori la notte d'amore con Veronica Franco. Uno dei segreti del successo di Veronica Franco è che usava i preservativi che comprava dagli armeni. Gli armeni avevano i migliori preservativi in Ruga Giuffa, vicino a Santa Maria Formosa. Vi dico come erano fatti, i ripetenti sanno tutto, ma ci sono dei nuovi allievi, devo spiegarlo. Allora i preservativi degli armeni erano un astuccio di tela di lino che veniva chiuso alla base da degli nastri, e questa tela era imbevuta di polvere di carbone e di pece. Nagoduria! E però la paura della sifilide era talmente grande, per cui mettevano questo. Allora, Venezia è una città splendida, in cui tutti vogliono andare, perché ci sono occasioni per lavorare, per divertirsi, occasioni culturali. È la capitale d'Europa, è come arrivare a New York ai nostri giorni. Eppure, lo si diceva fin dall'inizio, dietro a tanto splendore ci sono i primi segni della crisi. Non sono tanti, sapete, e non sono univoci, però cominciano a presentarsi. Oltre alla peste, che continua anche nel Cinquecento a presentarsi, Tiziano muore di peste. Gli incendi, pensate agli incendi di Palazzo Ducale, della zona di Rialto, ci sono dei pericoli veramente grandi. Innanzitutto i turchi. I turchi hanno conquistato Costantinopoli, 1453, una data che dai miei allievi volevo sempre, e adesso sono a ridosso dello stato da mar di Venezia, che rosicchiano pezzo dopo pezzo. È un logorio continuo che costringe Venezia sempre in posizione di difesa o di attacco. Ci sono tante guerre contro i turchi, ma ci sono anche periodi di collaborazione, perché da quelle zone
arrivavano le spezie, perché i turchi facevano da mediatori tra l'Oriente produttore di spezie e l'Occidente, soprattutto attraverso il loro porto di Alessandria d'Egitto. Periodi di collaborazione e di pace oltre che di guerra, tanto che a Venezia sorge il fondaco dei turchi, il mercato dei turchi, e non meravigliatevi che dentro il fondaco dei turchi adesso è il Museo di Scienze Naturali, lo vedete sul Canal Grande. Non meravigliatevi che dentro il fondaco dei turchi c'era anche una moschea. Pensate cos'era la nostra Venezia, la patria del libero pensiero. Tu sei musulmano? Hai diritto, dove nella zona che io ti ho dato, di avere la tua moschea, ma come io rispetto te, tu devi rispettare me, altrimenti quella è la strada. Noi forse dovremmo imparare qualcosa da Venezia. Pensate che l'idea dello scavo del canale di Suez è veneziana, in accordo con gli ottomani, ma poi restò lettera morta. Altri segni di crisi arrivano dalle scoperte geografiche, dai viaggi oceanici e dalla nascita degli imperi coloniali. Lo spagnolo e il portoghese. Lo spagnolo nasce con un certo Cristoforo Colombo, mai sentito, vero? Ecco, ve lo dico io. Ecco qua un ritratto di Cristoforo Colombo, il quale, convinto di raggiungere l'Asia, allora si chiamava India, andando verso Oriente, perché dice sono su una sfera, se io vado verso Occidente arrivo, giro sulla sfera e arrivo ad Oriente. Parte con le caravelle che le tre, dai, sapete tutto, la Pinta, la Nigna e la Santa Maria, che gli ha affidato quella buonanima di Isabella di Castiglia, che io chiamo, ma vi dico perché un'altra volta, Isabella la Puzzona, non si lavava mai. Allora, però il nostro Colombo commette due errori. Uno, pensava che il mondo fosse più piccolo, non era un errore suo, ma insomma lui lo pensava. Due, non sapeva che in mezzo c'era un altro continente completamente sconosciuto. Lui è sbarcato là, è una data che conosciamo tutti, 12 ottobre 1492. È sbarcato là ed è rimasto sempre convinto, ha fatto più viaggi, di essere arrivato in Asia, cioè in India. Tanto è vero che ha chiamato le popolazioni indios, indiani. Beh, le rocchia in mona, una volta, due volte, tre volte, da 4 volte, ti sei sempre convinto di essere arrivato a Caltrabanda. Ecco, invece è l'America. Ma la scoperta dell'America non è importante, sapete, perché l'America comincia a diventare importante nell'Ottocento. Non dà fastidio a Venezia, non è come si scrive nei libri di storia, la scoperta dell'America non dà fastidio all'economia veneziana, sono i portoghesi che danno fastidio. Perché? Perché i portoghesi avevano costruito le caracche imitando le navi veneziane e quelle olandesi, capaci di sfidare le onde dell'oceano, e con le caracche cercavano di capire, hanno fatto più tentativi, se sotto l'Africa, a sud dell'Africa, si poteva passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano. E ci arriva Bartolomeo Diaz nel 1488 a capo di Buona Speranza. Lo ha battezzato lui così, perché sì, si passa, speriamo bene. Da qui arrivavano dall'Oriente arrivavano le spezie. Lo scopo era aggirare gli arabi, che facevano da mediatori con i veneziani, e togliere il monopolio delle spezie a Venezia. Dopo si mette di mezzo il Papa per evitare scontri in queste esplorazioni tra spagnoli e portoghesi, e Alessandro VI Borgia, che fa il famoso trattato di Tordesillas nel 1494 e traccia la famosa Raia, cioè la linea che separa le zone di influenza di esplorazione spagnola e portoghese. A
a ovest sarà tutto degli spagnoli, ecco perché qua si parla spagnolo, a est sarà tutto dei portoghesi, ecco perché il Brasile, lo vedete, è a est ed è l'unico che parla in portoghese. Però l'America non è tanto importante. I portoghesi tentano di andare di qua, perché era da qua che arrivavano le spezie, e ci riesce Vasco da Gama, segue il cammino di Bartolomeo Diaz oltre il Capo di Buona Speranza, e nel 1498 eccolo arrivare in India, a Goa, Calicut, ci ritornerà poi nel 1502. Carica le navi di pepe, il pepe valeva come l'oro, perché era usato in farmacia, era usato, speziere si disse, no? Il farmacista a Venezia del speziere, perché le spezie servivano a produrre i farmaci, e torna carico con le sue caracche nel porto di Lisbona. Il re di Portogallo convoca l'ambasciatore veneziano e dice: non abbiamo più bisogno di voi, non abbiamo più bisogno di Venezia, il pepe ce lo prendiamo da soli. E io credo, anche se i libri di storia non lo dicono, che l'ambasciatore veneziano si sia cagato addosso. Il mercato degli altri si svuota, non arriva più niente, tutti vanno a servirsi nel porto di Lisbona. Ma poi cosa succede? Che le caracche non erano buone come non erano calafate bene come le navi veneziane, imbarcavano acqua e il pepe, il cervello donde a muffa se ne sia. Il re, nasando da fare un po' come sua nostra benzina che tasse, il re mette un sacco di tasse sul pepe, perché la corona ci vuole guadagnare. Alla fine il pepe portoghese diventa più costoso e di cattiva qualità rispetto al pepe veneziano, e nel giro di qualche decennio tutti i clienti persi tornano a Venezia e Rialto si rianima anche con il pepe che arrivava d'accordo con gli ottomani, con una loro flotta, dal porto di Alessandria d'Egitto. E però poi ci sono altri segni di crisi. Venezia produceva lo zucchero di canna nell'isola di Cipro, che era un suo dominio. Lo zucchero era costosissimo, era usato solo in farmacia, anche se poi i veneziani lo esibivano nei banchetti, ma era una roba da miliardari lo zucchero. Ma i portoghesi cominciano a produrlo a minor prezzo a Madeira e poi in Brasile. I coloranti che i veneziani acquisivano dall'India attraverso le mediazioni arabe, i portoghesi cominciano a coltivarli in Brasile. Però vedete, non sono segni di una crisi univoca, perché nel frattempo nel commercio veneziano il commercio della lana, del cotone, addirittura si triplica a Venezia, e anche quello della seta. Nessuno poteva capire che la china sarebbe stata discendente. C'erano delle cose che andavano male, ma delle nuove eccellenze che invece andavano a gonfie vele. E intanto però succedeva una cosa straordinaria. Sì, perché siccome i traffici marittimi erano diventati insicuri e non davano più i guadagni di un tempo, cosa fanno i veneziani che sono pieni di eschei? Vi ho preparato una slide meravigliosa, la uso da anni, i miei ripetenti la conoscono, non ho memoria, sta memoria. Guardate cosa vi ho fatto: un grande scrigno pieno di eschei che i veneziani avevano riempito con i commerci sul mare. Ecco, una nave longa da freccia significa che il commercio marittimo aveva riempito la ricchezza veneziana. Ma adesso, per tutto quello che abbiamo detto, i veneziani rinunciano a impiegare tutti questi soldi nel commercio marittimo, e una parte viene dirottata nell'acquisto di terra, nel Veneto soprattutto, e nella costruzione delle famose ville venete, un'altra cosa che è unica al mondo. Nascono lungo i fiumi, questa è la Malcontenta, il Palladio, lungo le strade, questa è quella di Caserta, no? La Villa Barbaro, la conoscete,
hanno una parte domenicale dove il padrone viene dopo Sant'Antonio in settembre, perché c'è i contadini e furbi, e fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ma poi la villa veneta è unica al mondo perché è un'azienda agricola in cui il padrone ha investito soldi e vuole che quei soldi gli fruttino, tornino indietro come utile e come guadagno. La villa deve essere bella e allo stesso tempo deve essere utile, azienda agricola e dignitosa dimora di campagna di chi ci ha investito il denaro. E dove c'è acqua, qua mostro la villa Emo, dove c'è acqua, ecco che si diffonde un prodotto che è arrivato dalle Indie occidentali, cioè da America. E che prodotto è? È il mais. Il mais si diffonde perché ha una resa molto più alta del frumento e dove richiede acqua, ma dove ci sono fondi agricoli con tanta acqua, ecco qui i veneziani seminano mais. E così altri veneti sono diventati poentoni, ve li conoscevo in questo titolo ampiamente, perché me ne viene a poeta, quindi poentoni, e si diffonde naturalmente la pellagra, si diffonde negli strati poveri della popolazione la pellagra. Il Veneto diventa il dolce paesaggio delle ville venete, perché prima delle ville, che nel Cinquecento diventano centinaia, è un'esplosione, e poi diventeranno migliaia. Prima delle ville il Veneto aveva dei paludi, aveva ancora delle foreste. Con le ville, le bonifiche, le strade, il miglioramento dei fiumi, i giardini, i broli, i campi coltivati, il paesaggio veneto cambia, diventa quel dolce paesaggio di cui parlano incantati i viaggiatori. Qualcuno si incanta ancora sul dolce veneto, ogni tanto io guardo i nostri paesaggi dove che nomine Capanon a perdita d'occhio e Prosecco a perdita d'occhio, guardo i nostri paesaggi e dico sì, siete veramente belli. E ricordo le testimonianze di questi viaggiatori antichi che si incantavano come me ad ammirare il paesaggio veneto, in gran parte opera delle ville costruite dai veneziani. Allora, con la guerra di Cipro, che termina nel 1573, Venezia perde l'isola di Cipro e poi un po' alla volta sarà travolta dalla concorrenza, e queste sì sono concorrenze veramente terribili, francese nel 1600 da quella olandese, sono gli olandesi che dominano il 1600, nel 1700 da quella inglese. Ma parlando di 600 e 700 usciamo dal secolo che è il tema della nostra serata. Nel 500, sul finire del 500, Venezia è ancora la città tutta bianca e la città tutta ricca, e i suoi pittori, Tiziano è morto, ma ce ne sono di altri validissimi, ce la cantano proprio così. Questo è un veronese, il più grande colorista che sia mai esistito, il quadro è ancora in Palazzo Ducale, mentre altri non ci sono più, perché è vero che non tutti i francesi sono ladri, ma buona parte sì, e quindi li trovate al Louvre e non più in Palazzo Ducale. Qua il veronese ci mostra la dea Giunone, la regina degli dei, che versa doni, ricchezze su Venezia. Venezia è questa ragazza bionda, appoggiata al globo, con lo scettro in mano, con il suo leone accanto, che spalanca le braccia e la vedi butta che ho un pettorale grande, butta, e raccoglie tutte le ricchezze e i simboli del suo potere. Oltre a Veronese c'era un altro grande che domina la fine del Cinquecento ed è Jacopo Tintoretto. Vi mostro un ultimo quadro che poi chiudo qua, il segno delle forbici, ma non me lo avevi fatto, però è l'ultimo quadro, e Tintoretto lo dipinge per l'imperatore Rodolfo II, anzi per la camera da letto di Rodolfo II.
adesso i quadri sono sparsi per tutto il mondo, ma riconoscete questi quadri perché l'imperatore voleva che in ogni tela ci fosse rappresentato un letto, e anche Tintoretto ha rappresentato un letto. Che cosa ci racconta Tintoretto in questo magnifico telero che attualmente è alla National Gallery di Londra? Ci mostra il giovanissimo Ercole, eccolo qua. La storia è questa, che Zeus, Giove, il re degli dei, era un po' birichino, si era innamorato, pur essendo sposato con Giunone, con Era, si era innamorato di una donna mortale, Alcmena, e aveva avuto 2 gemelli. Uno era particolarmente una bomba del Tosatel, era fortissimo ed era appunto Ercole. Però Zeus ha un dispiacere, che Ercole non sia immortale, perché è figlio di una donna. Allora una pensata, dice: se io lo porto su di notte, facendo piano, sull'Olimpo, e lo attacco al seno di mia moglie Era, succhiando il latte di una dea, lui diventerà immortale. Giove lo riconoscete perché è accompagnato dall'aquila con i fulmini tra gli artigli, e Era la riconoscete perché è accompagnata dai suoi uccelli sacri, i pavoni. La storia del pavone ve la racconto un'altra volta. E intorno ci sono gli amorini. Allora, fatto il piano di battaglia, Zeus sale sull'Olimpo e mentre Era dorme le attacca Ercole al seno. Ma ciò Ercole dà un tirone talmente forte che la dea si sveglia e la casca sopra il letto, vede? E gli schizzi di latte schizzano verso l'alto, e andando verso l'alto, il mito racconta così, si trasformano in stelle, le stelle della Via Lattea, galassia fatta di latte, vuol dire in greco. Ma state attenti, perché Ercole non è soltanto forte, è anche veloce, e gli ha dato un tirone perché a partita vedete che ha spruzzi di latte che vanno verso il suolo. Il quadro è tagliato e non li si vede più, ma il mito racconta che le gocce di latte di Era che raggiungono il suolo si trasformano nei bianchi gigli dei nostri giardini. Ma appunto il quadro è stato tagliato e i gigli non ci sono